buonasera a tutti e ben ritrovati al Cesare's Corner. Come al solito io saluto i miei nonni Bruno, Gabriella, zia Vallì, Scandierre e Teresina, e un saluto speciale, anzi un augurio ai miei genitori che hanno fatto 25 anni di matrimonio, quindi ecco, sfrutto anche il corner per evocare questi eventi che sono splendidi. Quindi vi saluto, ciao mamma, ciao papà. Allora, gli argomenti di oggi sono tre, sono molto pieni, nel senso che due di questi sono i miei cavalli di battaglia da sempre, quindi Banksy e Cattelan. Era dall'inizio del Covid che non ce li avevo insieme nello stesso corner, quindi da marzo circa, e quindi è una diretta già solo con Banksy e Cattelan pienissima. Ci sarà anche poi alla fine una mostra, una recensione breve, perché altrimenti mi servono 2 ore di corner, su una mostra a Crocetta del Montello, in provincia di Treviso. Una mostra, ecco, non vi aggiungo troppo perché sarà alla fine, ho qua il testo, il catalogo, quindi ci sarà modo di vedere soprattutto opere, quindi lascerò meno spazio alla mia presentazione. Vi invito a prendere il testo perché il testo è veramente fatto bene, ma dopo lo vedremo più nello specifico. Allora, iniziando subito con Banksy. Di Banksy cosa c'è da dire? Allora, io ho scritto un articolo, come anche di questa mostra a Treviso, che saranno pubblicati sul primo e nuovo numero della rivista Art World, che è la nuova rivista fondata da Lorella. Rivista che sarà in edicola per l'uscita di ottobre-novembre, quindi tra un mese circa, un mese e mezzo, poi si vedrà, essendo il nuovo numero, ci sono tante cose che possono ritardare l'uscita. Però lì troverete questi 2 miei articoli, più la solita rubrica che da Swipe Up viene convertita in hashtag Instaarte, che è l'hashtag di Instagram per tutto ciò che sia arte più gettonata al mondo. Ecco, per il discorso Banksy, cosa c'è da dire? Io ho scritto l'articolo iniziando invitando la gente ad andare all'unica mostra di Banksy che sia ora visitabile, ovvero la mostra che è in corso al Chiostro del Bramante di Roma. Mostra che sarà visitabile fino all'11 di aprile 2021, quindi c'è veramente molto tempo, 6-7 mesi. Vi invito a vederla. Allora, io non l'ho mai vista, nel senso che non ci sono stato, non credo che ci sarò entro il mese di aprile, però è una delle tante mostre di Banksy. C'è stata quella al MUDEC di Milano 1 anno e mezzo fa, è stata chiusa. Hanno fatto quella a Palazzo dei Diamanti a Ferrara, è stata chiusa, ora c'è questa, quindi appena ne chiude una ne apre una nuova. Quindi se c'è uno di voi a casa che mi sente ora che non ha ancora visto almeno una mostra di Banksy, io lo esorto a vederne almeno una, perché essendo l'artista più famoso attualmente al mondo, non si può essere attuali, non si può essere presenti nell'oggi dell'arte senza aver visto le opere dal vivo di Banksy. Quindi ok che volendo basterebbe Instagram, si vedono i post, si segue Banksy eccetera, però se vedete le opere dal vero cambia tutto, cioè vi fate un'altra idea di che cosa sia la street art esposti in luoghi pubblici. Tra l'altro, che luoghi pubblici? Quasi tutti, non luoghi più nuovi e contemporanei che di solito ospitano quel genere, ma sempre luoghi da Palazzo dei Diamanti, ecco ora il Chiostro del Bramante, quindi luoghi classici che di solito ospitano delle mostre molto diverse. Ora con la street art devono rivedere i propri spazi, i propri allestimenti anche. Quindi c'è tutto un discorso su quella mostra là, che io non voglio farvi ora, ma vi faccio un altro tipo di discorso che riguarda un articolo, un fatto recente di circa una settimana fa, che è uscito, ecco c'è un articolo importante, ben scritto e lungo che è uscito sulla Repubblica, anche online, quindi lì cercando trovate subito tutti i dati che vi dirò ora. L'articolo della Repubblica vi parla di cosa? Parla del fatto che c'era stato un problema legale ancora di circa un anno fa, io avevo scritto un articolo anche su quello,
ora c'è stato un secondo cavillo tecnico che ha fatto sì che Banksy non sia messo ora troppo bene con il suo marchio. Per quale strano motivo? Per il fatto che Banksy, lo sappiamo, è un artista anonimo, è un artista il cui nome Banksy è un brand, è un marchio che, come ogni marchio, deve essere depositato, in questo caso qua ci sono tutti i dati, nell'articolo lo trovate, e quindi ogni sua opera ha in automatico un marchio, una sorta di diritto SIAE, che deve essere riconosciuta da chi, in questo caso dal EUIPO, che è stato anche, è l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Ecco, questo ufficio ha dichiarato colpevole Banksy, proprio 10 giorni fa, di cosa? Del fatto che c'è stata un'azienda che, ora non trovo neanche il nome di questa azienda, Full Color Black, ecco, che nel 2018, 2 anni fa, ha utilizzato una delle opere più celebri di Banksy per creare un biglietto di auguri. È un'azienda che si occupa proprio di produrre cartoline, biglietti di auguri, eccetera. Questa azienda ha preso l'immagine di una delle opere più celebri di Banksy, un'opera che si chiama The Flower Launcher, quindi è quel lanciatore di Molotov che al posto della bottiglietta incendiaria ha invece un mazzo di fiori, quindi non più un inno alla violenza ma un inno alla pace e all'amore, un'opera che era apparsa per la prima volta nel 2005 su un muro di Gerusalemme. Banksy ha depositato il marchio nel 2014, nel 2018 poi questa azienda l'ha riutilizzata senza chiedere il permesso a Banksy, senza dargli dei soldi per la SIAE chiaramente, quindi ha proprio preso l'immagine, come fanno tanti di noi anche oggi, no? Si prende un'immagine non a scopo di lucro, come ha fatto l'azienda in causa, ma quando noi andiamo su Facebook e io stesso per primo, no, prendo delle immagini, le pubblico, le posto, io in quel caso lo faccio per quale scopo? Per divulgare, per fare informazione, al tempo stesso faccio pubblicità al brand stesso. Ma nel caso in cui io invece utilizzassi quell'immagine come copertina di un catalogo che pubblico io o come copertina di un manifesto, di un convegno che voglio fare, eccetera, lì ho la SIAE da pagare chiaramente. Questa azienda non l'ha fatto. Che è successo? Banksy fa causa circa l'anno scorso, 2019. La causa dura un anno, ovviamente meno non si è mai sentito una causa che duri meno di un anno. Che è successo? La Corte dell'EUIPO ha dichiarato Banksy colpevole e quindi lui ora deve non solo spendere per ripagare le spese legali e anche il fatto che ha torto, ma ha 2 mesi per fare causa e credo che sia già in atto questa sorta di ricorso. Non si sa come finirà il tutto. La cosa importante qual è? È che tutto ciò ci fa riflettere sull'anonimato, perché Banksy avrebbe vinto la causa, perché lui facendo ricorso aveva tutto il diritto di essere risarcito per il danno, ma per vincere questo ricorso è necessario uscire dall'anonimato e Banksy non può, perché a quel punto perderebbe molto di più non essendo più anonimo, perché non sarebbe più quel fenomeno che è oggi se avesse un volto preciso, e quindi gli conviene quasi perdere il brevetto del Flower Launcher, che è una delle opere più celebri, e a catena, siccome questa notizia ha fatto il giro del mondo la settimana scorsa, a catena tutte le altre opere del 2005-2006 fino magari al 2015, tutte una di fila all'altra perderebbero il brevetto, quindi lui non avrebbe più nessuna proprietà intellettuale sull'opera. Perché vi spiego questa cosa qua? Non tanto perché ora mi dispiace che Banksy paghi la causa, quello amen, ma perché ci sono tantissimi street artist che magari non conoscono bene dal punto di vista legale e giuridico la loro situazione e non sanno che l'anonimato porta in dote anche questo tipo di cause legali, quindi che i loro marchi, i loro loghi, le loro icone possano un giorno essere strappate dalle loro mani, senza che loro possano reclamare
la proprietà di queste opere. Ecco, questa causa ora è in corso, quindi sicuramente nel giro forse di un paio di mesi la Repubblica o altri fanpage, tutti questi giornali online eccetera, scriveranno ancora, quindi magari quando uscirà un nuovo articolo io vi rinformerò sul fatto. Certo è che la cosa è alquanto interessante. Qual era il secondo fatto però di Banksy? Il secondo fatto era che lui, circa un anno fa, si parla di la fiera londinese di Frieze a Londra, ecco, 2019, Banksy chiaramente non era stato invitato, non aveva esposto niente come in tutte le fiere, ma che ha fatto? Ha inaugurato uno shop, un negozio, che in pratica è stato aperto nei pressi di Londra. Era una vetrina, quindi nessuno entrava, non c'era un uomo dentro che vendesse degli oggetti, ma c'erano dentro dei link, dei siti che rinviavano a una specie di negozio online che spediva a casa i vari oggetti brandizzati da Banksy, quindi c'era, non so, la lampada con l'opera di Banksy, il quaderno, l'astuccio, la seggiola, vari oggetti, il casco, il giubbottino militare, eccetera. Tutte opere che Banksy ha fatto negli anni che erano in tiratura, quindi magari 10 esemplari, 20 esemplari, lui ha usato questo shop per metterli in vendita. E per quale motivo? Per il fatto che, secondo la legge inglese, un brand come quello di Banksy, se non dimostra un fatturato minimo, anche solo magari €1, nell'arco di, non mi ricordo, 2 anni, 5 anni o altro, questo brand viene automaticamente messo in vendita. Quindi Banksy avrebbe perso il suo stesso nome Banksy se non avesse messo in vendita delle opere, ma proprio quell'artista Banksy che ha condannato la vendita delle opere, come quando a Sotheby's ha fatto distruggere l'opera, quando ha anzi venduto l'opera, il Parlamento inglese, a 9 milioni e mezzo di dollari circa, quindi quello stesso Banksy che ha combattuto per anni il sistema si trova obbligato a fare cosa? A dover vendere dei gadget, delle opere per mantenere il suo stesso nome. Quindi ecco, pian pianino sembra che un anno fa questo fatto, una settimana fa il primo fatto, e tutta questa architettura di carta stia crollando. Quindi sono dei dati che fanno riflettere molto su questa cosa. Il secondo argomento di oggi è Cattelan. Cattelan per quale opera? Non tanto perché abbia fatto una nuova opera, una nuova provocazione o altro, ma per il fatto che l'opera più famosa dell'ultimo anno, secondo me è l'opera che è divenuta icona dei prossimi 20 anni di storia dell'arte mondiale, ovvero l'opera che si chiama Comedian, ovvero la banana più comunemente, quell'opera che era stata esposta ad Art Basel Miami all'ultimo anno, quindi 2019, inizio 2020, non mi ricordo neanche più. Ecco, quell'opera, esposta nello stand della Galleria Perrotin, era stata venduta. C'erano 3 esemplari, il primo che è quello di cui c'è la foto più celebre, il secondo, un terzo che era quello che era stato mangiato dal vivo da un performer, David Datuna, che poi è stata sostituita, quindi vendute tutte e 3 a $120.000, $120.000 e $150.000. Si pensava che fossero le uniche 3, poi è uscito fuori che ce n'erano invece altre 2, che erano 2 prove d'artista che, se il gallerista avesse messo in vendita, sarebbero andate via in 30 secondi, ma il gallerista è stato saggio, ha trattenuto 2 opere, queste 2 prove d'artista, che ha ancora lui, e una di queste 2, è uscito l'articolo anche su questo circa una settimana, 10 giorni fa, sarebbe stata comprata da niente meno che Damien Hirst, quindi il più grande, il più famoso, anzi uno tra i più grandi, famosi, ricchi e celebri artisti al mondo degli ultimi 30 anni, avrebbe comprato un esemplare dell'opera di Cattelan. Il punto qua qual è stato? Che circa una settimana fa si è scritto che uno di questi 3 esemplari venduti,
uno ha una figura anonima, di due si conoscono i nomi, adesso dovrei risalire a dove li ho scritti. Comunque in pratica, eccoli qua, Sara Handelman, fondatrice di Colette Boutique, e Billy e Beatrice Cox, due membri della famiglia Bancroft, già proprietari della Down Jones Company. Questi due hanno comprato due opere. Uno di questi aveva già garantito, aveva già promesso che forse avrebbe donato l'opera a qualche fondazione, museo, eccetera. Una settimana fa è arrivata in donazione da anonimo, si crede sia lui comunque, che cosa? La banana di Catalan. Dove? Al Guggenheim Museum di New York. Quindi, aprendo il 3 di ottobre, dopo il Covid, voi forse vedrete già la banana di Catalan esposta al Guggenheim di New York. Questo è un fatto importantissimo perché, uno, perché stronca tutte quelle frasi che si sono sentite per un mese e mezzo che dicevano, no, tutti questi esperti che dicevano, anche critici d'arte, colleghi, eccetera, sicuri che un'opera come quella nel giro di 2 mesi, un anno, sarebbe stata rimossa dalla mente di chiunque, non sarebbe mai finita in un libro, non sarebbe mai finita in un museo. E invece dove va? Va all'interno del Guggenheim di New York, e sicuramente non nel magazzino del Guggenheim, ma sarà esposta in bella vista appena si entra, forse, perché sarebbe una chiappa turisti di prim'ordine quell'opera lì. E sarebbe anche, credo, l'opera più recente di tutto il museo. Questo anche, ecco, è stato commentato dal direttore del Guggenheim, questo fatto, da Armstrong, che si è dichiarato soddisfattissimo dell'opera, anche perché Catalan ha un legame con il museo che risale da diverso tempo. Cioè Catalan già nella sua mostra Hall nel 2012 aveva esposto, no, quella sorta di discesa all'interno del Guggenheim che ha questa spirale di scale che salgono, ha questo nucleo vuoto al centro. Catalan aveva esposto questa mostra Hall 2012, una sequenza infinita di tutte le sue opere più celebri, dai Bambini impiccati al Cavallo, c'erano un sacco di opere. Lui le ha esposte appese a dei fili che scendevano al centro di tutto il Guggenheim, 2012. Nel 2016 Catalan, sempre al Guggenheim, aveva esposto che cosa? Il famosissimo Vater d'oro, che poi era stato spostato a Londra, mi pare, in Inghilterra, ed era stato poi rubato circa un anno fa. Allora, questo per dire che lui aveva già un rapporto col Guggenheim di vecchia data, quasi 10 anni che ci lavora, ci espone e tutto. Questo è proprio la ciliegina sulla torta, quindi l'opera che sarà nella collezione permanente del museo più importante di New York insieme al MoMA, quindi è il massimo per un artista italiano. Non c'è nessun artista italiano vivente, contemporaneo, che abbia un'opera nella collezione permanente del Guggenheim, quindi più di questo non ci può essere. Quindi alla faccia di tutti quelli che dicevano la banana non farà mai nulla, in automatico sarà pubblicata dove? Nel catalogo della collezione del Guggenheim, quindi è in un colpo unico, in uno dei musei principali al mondo e in uno dei cataloghi di museo più importanti al mondo. Quindi ecco, pace all'anima di tutti questi, la banana di Catalan è stata dichiarata ormai da un luogo e da un testo come un'opera fondamentale. Ora, andando a un altro fatto ancora, questa mostra, la mostra di Crocetta del Montello. Allora, che dire di questa mostra? Io ora vi presento proprio il testo che è uscito, una mostra che è stata curata da un caro amico e collega Giovanni Granzotto, una mostra alla cui inaugurazione io sono stato proprio circa 3 settimane fa, neanche un mese fa comunque, e è una mostra che, allora, si trova a Crocetta del Montello, provincia di Treviso. Il luogo
io non c'ero mai stato. Dico che sono stato proprio per la mostra, ma perché inizio con il luogo? Perché io sono il primo che su questo sbaglia, spesso e volentieri, perché ogni volta che faccio i giri delle mostre mi manca il tempo, mi manca anche proprio le forze di farmi tutti queste, ogni settimana strada, 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 e quindi scelgo dei posti, Venezia, Milano, Firenze, Torino, eccetera, dove nello stesso luogo io sia in grado di visitare 3, 4, 5, 6 mostre. Il bello dell'Italia però qual è? È il fatto che l'Italia è lo Stato con la geografia dell'arte più vasta, variegata, diffusa e illimitata di tutto il mondo. Quindi laddove io ho visto, ho la fortuna di dire di aver visto tutti i musei d'arte moderna e contemporanea principali d'Europa, li ho visti tutti, non me ne manca uno, minimo una volta, di molti anche 2 o 3 volte. Ecco, quando voi andate in un altro Stato, appena avete visto la capitale e le 2 o 3 città principali, avete visto in un colpo il 90% di tutta l'arte che abbia quello Stato. Se voi andate in Italia, per uno straniero, per un turista che viene in Italia e vede il capoluogo di regione di tutte le regioni d'Italia, ancora credo non avrebbe visto il 50% di tutto ciò che c'è. Quindi ecco, in Italia non basta andare a Venezia, a Milano, a Bologna, a Torino, a Napoli, a Roma, a Firenze, cosa che, vi ripeto, sbaglio io per primo, però mi manca il tempo, mi manca tutto. Per chi di voi fosse in zona, avesse voglia di fare un salto a Crocetta, tra l'altro a 10 minuti siete a Valdobbiadene, quindi la patria del prosecco mondiale, quindi fate un salto, entrate con un calice di vino, il testo nell'altra mano e fate un giro in questa mostra. Cosa c'è? La mostra si intitola La rivoluzione silenziosa dell'arte in Veneto, quindi ben caratterizzata, Veneto già qui. Rivoluzione silenziosa, perché? Perché si chiama 1910-1940, quindi un trentennio, i primi del Novecento, il trentennio fondativo proprio della pittura veneta, da Gino Rossi a Guidi a De Pisis, sono solo 3. Perché poi qua dentro c'era Arturo Martini, c'era Carena, Tomea, Seibezzi, Cadorin, c'era pieno di artisti. Se vi faccio l'elenco vi parlo di circa 20-30 artisti in mostra. Quest'opera perché merita di essere visitata? Uno per il testo, un testo che vi invito a visionare, poi a comprare magari, perché è un testo scritto da un critico, Granzotto, che è uno dei pochi in Italia che sappia ancora scrivere un vero testo critico. Quindi non solo l'elenco con le foto e le misure, in tanti testi trovate solo foto e misure pure sbagliate, ma per ogni gruppo, per ogni generazione di artisti, quindi la prima scuola di Capesaro, gli artisti di Murano, gli artisti di Burano, gli artisti veneziani della generazione tra il 20 e il 30, quindi sono divisi per generazioni e gruppi. Qua dentro poi c'è un'introduzione critica, il mito di Burano, per farvi un esempio, e viene introdotto in 3-4 pagine con interventi critici di Antonella Alban, di altri critici e curatori, e quindi solo la parte teorica e critica è molta, è solida, è tanta. Già questo basta per farlo prendere. In più che c'è? Ci sono le opere. Qui ci sono le opere. Quindi non una di quelle mostre che, vi ripeto, io stesso spesso sbaglio perché penso, se la mostra la fanno nel comune di 200 anime, allora ci saranno delle opere di serie B, qualche gallerista avrà svuotato il magazzino di turno, avrà messo lì qualche opera impolverata coi tarli sulla cornice, eccetera, e invece no, perché questa, ed è un vanto per una mostra, è un'esposizione le cui opere provengono tutte da collezionisti privati. Quindi nessuna delle opere è in vendita, non viene fatta per vendervi il quadretto, viene fatta celebrando certo la collezione di coloro che hanno la fortuna, perché ci sono delle opere che vorrei avere io in casa veramente,
c'è un Arturo Martini da sballo, un Gino Rossi volto che è spaventosamente bello, ci sono delle opere incredibili. Poi io mi sono innamorato perdutamente di un Guidi che vedrete, è un ritratto di donna con questa veste color rosa salmone che ha assorbito una luce e ve la restituisce con una forza con una luce proprio che sembra angelica. C'è una sala di De Pisis che toglie il fiato, Semeghini da urlo, Carena, Ciardi, quindi è pienissima la mostra. Vi invito a visitarla, andate a Valdobbiadene, fatevi un prosecchino alla fine. Questa mostra, tra l'altro, è curata, è precisa, è completa, è allestita anche molto molto bene. Non mi ricordo la data in cui terminerà la mostra, ma se non sbaglio c'è almeno un altro mese per visitarla. Ora io, per non perdere altro tempo in parole inutili, vi voglio invitare a vedere le opere che sono in mostra. Quindi ho un video, 2-3 minuti soliti, video, foto, c'è tutto quanto. Prego regia con il video.
Rieccoci in studio. Allora, avete visto le opere che vi dicevo, quella carrellata di De Pisis con le nature morte, quello splendido paesaggio di Cortina, i guidi, dei guidi incredibili, l'Arturo Martini, una ceramica del 29-30 che fa parte del periodo, del ciclo delle grandi terrecotte, quindi il massimo di Arturo Martini. Quindi avete visto tutto, vi ho parlato quindi di Banksy Catalan questo, avrei voluto dirvi tanto altro, avrei voluto ricordarvi il perché la banana è un'opera sensazionale. Quindi ecco, prima di chiudere vi faccio vedere una mini carrellata di 3 foto giusto, la banana di Catalan, quindi prego regia con la foto. Successivamente, ecco, questa è l'opera, l'unica opera che è rimasta nel suo essere, come si può dire, un'opera fisica, quindi la foto della primissima allestimento dell'opera. Poi noi sappiamo che nel momento in cui è stata venduta è stato associato anche una sorta di certificato di autenticità che è lungo 14 pagine, dove viene scritto tutto, ma cose del tipo: il pezzo di scotch deve essere lungo 14 cm, l'angolo di torsione della banana deve essere di 34 gradi,7, quindi c'è tutto scritto. L'opera chiaramente può essere quindi riallestita, la banana può essere sostituita così come anche lo scotch, e quindi il colmo qual è stato? Che l'opera meno duratura e più deperibile della storia dell'arte è diventata in un colpo solo l'opera più duratura, più eterna, più inossidabile. Per quale motivo? Per il fatto che voi anche ogni giorno siete in grado di rimpiazzare, di sostituire ogni singolo pezzo e l'opera rimane autentica, rimane quella. Perché? Perché basta il foglio con il certificato. Avendo quello, l'opera è immortale, eterna, più di una stessa opera fatta in marmo, in bronzo, in acciaio inox, in corten o in piombo. Quindi un pezzo, un frutto che diventa l'opera eterna per eccellenza. Vi invito a fare questo mini confronto che avevo già fatto, ma è proprio per rinverdire quel discorso, quindi magari per invitarvi a leggere nuovamente un paio di articoli sul fatto, con quest'altra foto che è invece la celebre copertina a cura di Andy Warhol con la banana che ritorna, un'opera chiaramente pop, figlia di quel pop anni 60 che è diventata celebre non tanto per essere un'opera unica, ma per essere diventata la copertina del disco dei Velvet. Quindi ecco, un'opera che si fa design, si fa bene di consumo al pari del CD che c'è dentro. Infine un ultimo confronto che credo di non aver ancora sentito o visto fare da praticamente nessuno, quindi ve lo propongo proprio in anteprima. Mi è venuta in mente l'idea l'altro giorno, ero con un caro amico pittore, Andrea Vizzini, che saluto, stavamo discutendo di questo fatto ed è uscito fuori proprio un confronto così con la falce e il martello. Quindi voi, stilizzando la banana di Catalan e lo scotch, vi rendete subito conto della somiglianza che c'è con questo simbolo. È un caso? Non lo è? Catalan, avendo fatto un certificato di autenticità dove spiega i gradi di inclinazione della banana, dubito che non abbia visto anche il rimando al celebre simbolo, alla falce e al martello. Quindi io credo che lui lo sapesse. Poi lui, lo sappiamo, non va mai a spiegare troppo le sue opere, lascia che siano gli altri a riempirle, a volte anche con significati migliori e più interessanti di quelli che lui stesso avrebbe scelto. Però ecco, per dirvi quanto ci sia ancora da dire, da scoprire su un'opera che è, a mio avviso, una delle opere più divertenti, più incredibili degli ultimi 5-6 anni sicuramente. Allora io vi ringrazio, vi saluto, vi auguro buona serata, ci rivedremo qui al prossimo corner. Grazie.